Eventualmente, buongiorno intanto, per le toilette scendendo da queste scale in quella casa dritta lì, non quella lunga, quella accanto, lì ci sono i bagni.
Se avete il libretto dei canti? Non c'è il libretto dei canti? Benvenuti comunque in questo luogo santo che è la chiesa di Porzusa. Vivremo un momento molto bello di spiritualità e con il Santo Rosario meditato sui 5 sassi di Medjugorje. Al termine del Santo Rosario seguirà poi la celebrazione eucaristica. Possiamo? C'è qualcuno?
Angelingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quem in mundi pretium, fructus ventris generosi, rex effundigentium. Nobis natus, ex intacta Virgine, et in mundo conversatus, sparso verbis semine, sui moras incolatus, miro clausit ordine, in supreme nocte cene, recumbens cum fratribus, observata legge plene, civis in legalibus, cibuntur duodene, sed a suis manibus. Verbum caro, panem verum, verbo carnem efficit, fitque sanguis Christi merum, et si sensum deficit, ad firmandum cor sincerum, sola fide sufficit. Ecco, allora, chi è stato messa domenica scorsa avrà sentito il Vangelo di Matteo che dice: dove sono riuniti 2 o 3 persone nel mio nome, io sono là con loro. Io non immaginavo che fossero più di 3-4 persone, non è giornata festiva. E allora già un miracolo che vedo che ci sono oltre 30 persone e la Madonna fa anche queste cose. Bene, io lascio subito posto al caro amico Bruno che ci terrà il rosario meditato e parlerà come ha detto, dei 5 sassi di Medjugorje, che io onestamente, devo chiedere perdono, sono all'oscuro e non lo so neanche io. Bene. Con avviso, per quanti lo desiderano, possono accostarsi al sacramento della confessione. C'è Padre Vittorino che è disponibile in sacrestia per coloro che desiderano. Sia amato e adorato ogni momento il Santissimo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia amato e adorato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia amato e adorato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù, io credo in te. Gesù, io credo in te. Gesù,
io credo in te. Gesù, io credo in te. Alleluia, 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 alleluia. Gesù, io amo te. Gesù, io amo te. Gesù, io amo te. Gesù, io amo te. Insieme. Alleluia, 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 alleluia. Gesù, confido in te. Gesù, confido in te. Gesù, confido in te. Gesù, confido in te. Sì. Alleluia, 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 alleluia. Signore Gesù, grazie, grazie per la tua presenza eucaristica. Tu sei qui con noi, non ti stanchi mai di noi. Siamo noi che ci allontaniamo da te facilmente. Tu invece ci aspetti sempre. Desideri stare con noi. Oh Signore Gesù, grazie per questo momento che possiamo essere davanti a te. Vieni nei nostri cuori in questo giorno in cui ricordiamo anche, facciamo memoria del Santissimo Nome di Maria, tua Madre. Risveglia in noi l'amore, oh Gesù, l'amore per te. San Francesco ha detto l'amore non è amato. Fa che comprendiamo il tuo amore, oh Gesù, per ciascuno di noi. Tocca i nostri cuori, risveglia l'amore in ciascuno di noi. Grazie, oh Gesù. Alleluia, 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 alleluia. E ora vogliamo pregare. Vogliamo stare anche con Maria, pregarla, presentargli tutte le nostre intenzioni che portiamo ciascuno nel proprio cuore, offrirle a lei perché possa intercedere presso il suo Figlio Gesù, meditando i messaggi principali che la Madonna ha dato a Medjugorje in questi 42 anni. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei
secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Primo mistero della luce. Contempliamo il battesimo di Gesù al fiume Giordano. Cari figli, oggi vi invito a rispondere al mio invito alla preghiera. Io desidero, cari figli, che in questo tempo troviate un angolo per la preghiera personale. Desidero guidarvi verso la preghiera del cuore. Solo così capirete che la vostra vita è vuota senza la preghiera. Voi scoprirete il senso della vostra vita quando avrete scoperto Dio nella preghiera. Perciò, figlioli, aprite la porta dei vostri cuori e capirete che la preghiera è gioia, senza la quale non potete vivere. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ecco allora il primo messaggio che la Madonna ha dato a Medjugorje è quello della preghiera. La preghiera opera miracoli. Oggi la preghiera è quasi dimenticata nelle nostre famiglie. Si prega poco. Si è dimenticati del grande valore della preghiera. Frutti della preghiera sono la pace, la gioia, l'amore, il perdono, la speranza. Nelle nostre famiglie non c'è più la pace. Non c'è più l'amore, non c'è più il perdono, non c'è più la gioia, la speranza, perché manca la preghiera. La Madonna ha detto che il fondamento della vostra pace è la preghiera. Se noi ci trovassimo a pregare ogni giorno, nella nostra famiglia, tra marito e moglie, coi figli, abiterebbe la pace nella nostra famiglia, nella nostra casa. È importante la preghiera come, io dico spesso, il cibo per il nostro corpo. La preghiera è nutrimento della nostra anima. Se io non nutro ogni giorno il mio corpo, esso è destinato a deperire e moriamo. Se non ci nutriamo ogni giorno, mettiamo a rischio la nostra vita. E così, se non preghiamo, mettiamo a rischio la nostra vita spirituale. Io mi accorgo, sapete, quando una persona ha una vita spirituale, è una persona serena, è una persona che ha un viso illuminato, è nella gioia, si sta bene con questa persona. Mentre mi accorgo quando una persona non prega, lo vedi proprio nello sguardo, sapete? È una persona
cupa, triste, piena di odio, di rancore, è incapace anche di guardarti negli occhi, tiene lo sguardo basso. Capite la differenza? La preghiera ti eleva lo sguardo in alto, al cielo. Il male invece ti obbliga a guardare a terra. La preghiera ti dà luce, il male ti mantiene nel buio. Che bello se ci rendessimo conto della importanza della preghiera. Sono come quelle gocce di olio che entrano nella lampada e poi la luce di questa lampada illumina tutto ciò che è attorno. Una persona che prega è una persona che porta luce nella tua famiglia, nella tua comunità. Oggi c'è bisogno di famiglie che pregano, di parrocchie in cui si vive la preghiera. La preghiera, diceva la Madonna, appunto, che opera miracoli. Quando tu cominci a pregare, tu ti trasformi, tu cambi, diventi un'altra persona con la preghiera, perché entra di te la pace, la gioia, l'amore, il perdono. Nelle famiglie c'è tanto bisogno oggi soprattutto di amore, c'è tanto bisogno di perdono. Questa decina che pregheremo insieme adesso e che vi pregherei, magari chi desidera venire qui a tenere sulla decina venga pure, ecco, ci aiuti a sentire la fame della preghiera, come noi sentiamo la fame del cibo, dobbiamo sentire la fame della preghiera. Noi dobbiamo nutrire la nostra anima, curare la nostra anima con la preghiera, così come facciamo con il corpo. Quanti soldi buttiamo via, spendiamo per il nostro corpo, per renderlo sempre più bello. E così dobbiamo fare con la nostra anima. E non c'è bisogno di spendere soldi, basta questa, la corona del rosario. E vedrete la bellezza che sarà dentro di voi e che si manifesterà all'esterno e la bellezza che sarà attorno a voi dopo. Preghiamo questa decina perché diventiamo apostoli della preghiera. Mara, vuoi venire su a dirci? Oggi il nostro pane quotidiano e rimetti i nostri debiti, come anche noi mettiamo i nostri debiti. E non ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco del cielo. Secondo mistero della luce contempliamo le nozze di Cana. Gesù compie il primo miracolo. Cari figli, oggi vi invito a leggere ogni giorno la Bibbia nelle vostre case. Collocatela in un luogo ben visibile, in modo che sempre vi stimoli a leggerla e a pregare. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Questo è il secondo messaggio, quello della Bibbia. Sapete che quando la Madonna ha dato questo messaggio piangeva. Io penso che diverse di voi siano state mamme. È triste quando si vede una mamma piangere per i propri figli. Eppure la Madonna piangeva quando ha dato questo messaggio. Cari figli, avete perso la Bibbia. Avete dimenticato le parole di mio figlio. E piangeva. Perché noi conosciamo poco la parola di Dio. Se dovessi chiedere quanti libri è composta la Sacra Scrittura, quanti battezzati sanno rispondermi a questa domanda? A malapena trovo chi mi dice che è suddivisa in due parti, Nuovo Testamento, Vecchio Testamento, 76 libri complessivamente, 47 il Vecchio Testamento, 26 il Nuovo Testamento.
Ma non è importante il numero, ma cosa parla? Cosa dice? Cosa racconta? Nel Vecchio Testamento inizia con la Genesi, con la creazione del mondo. Abbiamo poi i libri profetici, sapienziali, profeti, fino alla nascita di Gesù. Nel Nuovo Testamento, dalla nascita di Gesù fino alla salita in cielo di Gesù e poi alla glorificazione di Maria, poi gli Atti degli Apostoli, l'Apocalisse. Ma no, non è questo importante. È importante capire che la parola di Dio non è un libro. La Sacra Scrittura non è un libro, un testo, non è la Divina Commedia. È Dio che ci parla. È parola viva, anche oggi. È Dio che ci parla. San Francesco, quando ha aperto la Bibbia, 3 volte ha letto la Bibbia e ha detto: Dio mi ha parlato, Dio ci parla. Anche oggi, sapete, nella Santa Messa, ascoltiamo la parola di Dio. Nutriamoci di queste parole che sono parole vive. Vedrete che bellissimo oggi il Vangelo. È una chiamata. È quando Gesù chiama i suoi apostoli. E non è che chiami intellettuali, persone colte, persone intelligenti. Chiama persone modeste, addirittura ignoranti. Dio ci parla. Dovremmo essere come il profeta Samuele. Parlami, Signore, il tuo servo ti ascolta. Voglio capire. La Madonna ha detto: leggete la Bibbia ogni giorno. Non si tratta di leggere capitoli, ma 2 righe. E riportarle alla mente, ha detto la Madonna, durante la giornata e chiedersi: che cosa Dio vuole dirmi oggi con questa frase? Ecco, quando ascolterete la parola di Dio oggi, ecco, lasciatevi toccare da qualche parola, fermatela, custoditela nel cuore e durante la giornata ripetete così: Signore, cosa hai voluto dirmi oggi? Fa che io comprenda la tua parola, aiutami a capire. La Madonna ha ancora detto questo, che nella Bibbia c'è il messaggio contenuto per voi. Noi andiamo a cercare sempre delle risposte da tanti luoghi, dalla televisione, da tante persone. È tutto nella Bibbia. Però questa parola deve entrare dentro in un cuore puro, capace di discernere proprio questa parola, aiutata dallo Spirito Santo. E oggi in questa decina chiediamo: o Spirito Santo, vieni nella mia anima perché io possa capire la parola. Chi dice la decina? Vieni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose. Regina della pace, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Terzo mistero della luce, contempliamo l'annuncio del regno di Dio, l'invito di Gesù alla conversione e alla penitenza. Cari figli, vi invito a vivere la Santa Messa. Molti di voi ne hanno sperimentato la bellezza, ma ci sono anche coloro che non vengono volentieri. Io vi ho scelto, cari figli, e Gesù nella Santa Messa vi dà le sue grazie. Perciò vivete coscientemente la Santa Messa e la vostra venuta sia piena di gioia. Venite con amore ed accogliete in voi la Santa Messa. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Dopo la preghiera, dopo la Bibbia, il terzo messaggio più importante che la Madonna ha dato e sta continuando a dare a Medjugorje è quello dell'Eucaristia. Gesù è presente nell'Eucaristia, ha voluto rimanere con noi per sempre. Se comprendessimo la grandezza di questo dono, venite con amore alla Santa Messa. Santa Teresa del Bambino Gesù, Don Egidio diceva, se i fedeli si rendessero conto
delle grazie che si ricevono nella Santa Messa, ci vorrebbe la forza pubblica per regolare l'ingresso nelle chiese perché tutti vi vorrebbero entrare. Immaginate nelle nostre chiese, polizia, carabinieri, fuori a presidiare le chiese perché tutti vogliono entrare. Uno dice cos'è successo? Eppure è così. Non è così nella realtà, ma a livello soprannaturale è così. Si ricevono grazie enormi. Noi invece la domenica pensiamo a tutto fuorché andare alla Santa Messa domenicale. Andiamo al mare, andiamo in montagna, andiamo in collina, andiamo ai supermercati. E Gesù è lì che ci aspetta in chiesa. E Lui prima di tutto, sapete che ci aspetta in chiesa. Noi oggi abbiamo perso la relazione con Gesù. Abbiamo perso. Noi non conosciamo Gesù. Ha detto la Madonna, cari figli, innamoratevi del Santissimo Sacramento dell'altare. Adoratelo, figlioli, così sarete uniti con tutto il mondo. Gesù vi diventerà amico e non parlerete di Lui come di qualcuno che a malapena conoscete. L'unione con Gesù sarà per voi gioia. Noi dobbiamo cercare questa relazione profonda, autentica con Gesù. Ma è solo frequentando Gesù che questa relazione si fortifica, cresce, aumenta. Solo quando tu stai con una persona la conosci realmente. Se tu non vai alla messa la domenica, se tu non vai alla messa quotidiana, non puoi conoscere Gesù e capire che cosa ha fatto per te Gesù, cosa ha fatto per me Gesù. Si è lasciato mettere in croce, si è fatto carico di tutti i miei peccati, mi libera, mi guarisce, mi salva. Ma noi non comprendiamo questo. Come allora venire alla Santa Messa con amore? Con amore, come venire alla Santa Messa con amore? Io nel mio piccolo cerco di spiegarlo così. Quando facevo il chierichetto, Don Egidio, facevo il chierichetto su a Paolaro, anni 1970, avevo 6 anni, 5-6 anni, andavo a messa ogni giorno, alle 6:30, e guardavo durante la Santa Messa il sacerdote con grande ammirazione, lo vedevo mettere nel calice il vino preso dall'ampolla e gli versava tutto il vino che c'era nell'ampolla. Poi vedevo questo gesto, compiere questo gesto, metteva una goccia di acqua dentro. E io che ero piccolo dicevo, gli piace il vino? Pensavo così. Ma poi ho capito nel tempo cos'era questa goccia di acqua. Voi lo sapete cos'è questa goccia? Perché mette la goccia di acqua? Quella goccia di acqua rappresenta ciascuno di noi, la nostra umanità. Quel vino diventerà il sangue di Cristo. La nostra umanità rappresentata da questa goccia si disperderà, si mescolerà, diventerà un tutt'uno con il sangue di Cristo, con la divinità di Gesù nel sangue di Cristo. Capite? Saremo un tutt'uno con Lui. Capite? Tutt'uno con Lui. Siamo un'unica cosa. Comunione completa. Ecco allora che ciò che noi in quel giorno, nella Santa Messa, portiamo e mettiamo sull'altare, offriamo a Gesù tutte le nostre sofferenze, patimenti, problemi, difficoltà, anche gioie, anche cose belle, le cose belle della vita, le mettiamo sull'altare, le offriamo a Gesù
le uniamo a Lui, capite? Che avrà un senso tutto questo, avrà un senso. I problemi che puoi avere con tuo marito e tua moglie, le difficoltà, portale, uniscile alla sofferenza di Cristo. I problemi che puoi avere con i tuoi figli, le difficoltà che hanno i tuoi figli, o quella persona malata, che soffre, malata di tumore, malattia inguaribile, uniscila alla sofferenza di Cristo. Diceva San Paolo, io offro ciò che manca ai patimenti di Cristo. Diventa un tutt'uno. Questa è comunione, sapete? E così poi con l'Eucarestia che noi riceviamo in ogni Santa Messa. Ecco, Gesù entra dentro di noi, si comunica con noi, entra nel nostro corpo, nelle nostre cellule, le guarisce. Capite, l'Eucaristia è un farmaco celeste, guarisce altro che vaccini. Noi avevamo paura del vaccino, ma se tu sei con Gesù, lui il Salvatore, nutriti di questo farmaco celeste. È Lui che ti protegge, è Lui che ti salva, è Lui che ti guarisce. Venite a me voi tutti che siete affaticati ed oppressi e io vi ristorerò. Capite? Cos'è l'Eucaristia? Io non avevo paura, sapete? Io cercavo di fare la comunione anche se le chiese erano chiuse, ogni giorno avevo un sacerdote e ringrazio il Signore che mi dava la possibilità di riceverlo attraverso le mani di quel sacerdote in quel periodo, perché è quello che mi dava la forza. E noi abbiamo dimenticato e abbandonato l'Eucaristia. Noi quando abbandoniamo Gesù, quando lo lasciamo, noi siamo destinati a entrare nel buio. Buio. Noi andiamo nel buio, non vediamo più niente, abbiamo paura. Stiamo con Gesù e allora staremo nella gioia, nella luce, nella pace. Chi dice la decina? Sì? Sì. Santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Madre di Dio, prega per noi peccatori. Morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Madre di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Madre di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Quarto mistero della luce, contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Bisogna esortare la gente a confessarsi ogni mese, soprattutto il primo venerdì o il primo sabato del mese. Fate ciò che vi dico. La confessione mensile sarà una medicina per la Chiesa d'Occidente. Se i fedeli si confessassero una volta al mese, presto intere regioni potranno essere guarite. Ecco, siamo al penultimo messaggio, anche decina, del Rosario, il messaggio della Madonna. Questa volta ci vuole ricordare l'importanza della confessione. Oggi la società non crede più nel peccato, ha perso il senso del peccato. Perché devo confessarmi? Non ho fatto niente di male. Così dicono molte persone. Non c'è bisogno di confessarsi. Non ho ucciso, non ho rubato. Poi quando vado a chiedere, ma tu vai a messa la domenica? E ogni tanto, capite? Abbiamo perso. Dio ci ha dato dei comandamenti che conosciamo poco. Non dico voi, ma la maggior parte non li conosce. Abbiamo smarrito proprio il senso del peccato. E per cercare di far comprendere questo, cerco di usare questa immagine dei segnali stradali. Se noi non seguiamo i segnali stradali, non vediamo per esempio che c'è una curva, il segnale della curva, e non mi interessa del segnale della curva, e io vado dritto, non mi importa che c'è la curva. Eppure se io faccio così, io vado fuori strada, mi faccio male, posso anche morire, anzi sicuramente. E così sono per i comandamenti, sono dei segnali che Dio ci ha dato, ma non per imbrigliarci, per legarci, per impedirci di vivere nella libertà, ma tutt'altro. È proprio l'inverso, è proprio perché se vogliamo essere liberi, noi dobbiamo accogliere questi comandamenti.
Sei davvero libero quando seguirai queste norme. Adamo ed Eva, pensate, li aveva fatti liberi, aveva dato tutto loro, tutto. Cosa si poteva chiedere? È arrivato il tentatore e gli ha detto, ma voi perché non mangiate di quell'albero? No, Dio ci ha detto di non fare questo. La semplifico un po'. Ma come? Tutto vostro. No, quello ci ha detto che non dobbiamo toccarlo. Sapete perché? Perché se farete così sarete come lui. Se mangerete di quell'albero sarete come lui. Vedete, l'uomo vuole fare senza Dio, al posto di Dio, al posto di Dio. Quante leggi anche in Italia sono state fatte contro Dio, contro quelli che sono i comandamenti di Dio. Ecco, la Madonna ha detto, cari figli, confessatevi almeno una volta al mese. Se i fedeli faranno così, presto intere regioni guariranno. Significa che siamo malati, che abbiamo bisogno di guarigione e la confessione è un sacramento di guarigione spirituale. Abbiamo bisogno di guarire spiritualmente. Basta che ci guardiamo attorno quanto è grande il peccato. Quando dicevo che se non seguiamo i comandamenti rischiamo di andare fuori strada e di farci del male e anche di morire, è proprio così. Nella Bibbia c'è scritto, sapete qual è il salario del peccato? Sapete qual è il salario del peccato? C'è scritto nella Bibbia, la morte. Il peccato ha un prezzo. La morte. Guardate che ho visto queste situazioni andando anche in carcere. Ho conosciuto persone, fratelli detenuti, malati di AIDS, morire. Capite quello che voglio dirvi? Vedo nei volti di questi giovani di 21 anni che hanno l'ergastolo, hanno un viso sfigurato. Non so se rendo l'idea. Cosa fa il peccato? Quando sento le persone bestemmiare, ma quante ce n'è anche qua attorno a noi che bestemmiano, che offendono il nome di Dio. Non nominare il nome di Dio è già un comandamento. Io non riesco a nominarlo neanche per le cose quasi belle. Perché alle volte si usa il nome di Dio anche in vano, ma quello che lo offendono bestemmiandolo. Se guardate queste persone, guardate il viso di queste persone. Ma è un intercalare, mi capita così. Ma no. Attiri su di te tutta la negatività, attiri su di te anche l'ira di Dio. Ma perché devi offenderlo con tanti doni che ti ha fatto? Ecco la Madonna che dice, se i fedeli si confessassero almeno una volta al mese, presto intere regioni guariranno. Abbiamo bisogno di questa guarigione, ma che bella, che bel sacramento, non c'è nessuna religione a questo, sapete? Nessuna religione, Padre Vittorino, non trovi qualcuno che ti dice ti sono perdonati i tuoi peccati, dammi a me il tuo peccato, dice dammi a me il tuo peccato, tolgo io il tuo peccato, capite? Nessuna religione ha questo. E noi trascuriamo, vedete, abbiamo i confessionali desolatamente vuoti. Torniamo a confessarci. È un nuovo battesimo la confessione. Ci ridona la dignità di figli di Dio. Torniamo nuove creature. Siamo nella pace, nella gioia. Che bella dopo la confessione. Io vedo le persone dei confessionali a Medjugorje uscire con le lacrime agli occhi.
perché si sentono leggeri, si sentono liberati da tutto il fardello che si portavano dietro e non c'è nessun peccato che non possa essere perdonato, nessun peccato. Vai, liberati, sii una persona felice, libera, gioiosa. Questa è libertà, la libertà interiore, di essere davvero figli di Dio. Senza paura. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace. Ave, ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Quinto mistero della luce, abbiamo l'istituzione della Santa Eucaristia. Digiunate. Il digiuno è di grande importanza nella vita spirituale. Durante quest'ultimo quarto di secolo, il digiuno è stato dimenticato in seno alla Chiesa Cattolica. Questo è un messaggio forte. Io credo che se ciascuno di noi digiunasse, se digiunasse domani che è mercoledì, accadrebbero i miracoli. Volete miracoli? Fate digiuno. La Madonna ha detto, solo con la preghiera e il digiuno si possono fermare le guerre e sospendere le leggi naturali. Pensate un po', questo non lo dico io, lo dice la Madonna. Purtroppo il digiuno è dimenticato in seno alla Chiesa Cattolica. La Chiesa ci invita a fare digiuno 2 volte all'anno. Quando? Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo, 2 giorni all'anno. Poi non chiede di fare digiuno completo, ma di rinunciare a un pasto. E il controvalore di quel pasto di offrirlo ai più bisognosi, ai poveri. La Madonna Medjugorje invece chiede il digiuno 2 volte alla settimana, pane e acqua, 24 ore. Mi sono sempre chiesto, ma perché la Madonna è così esigente? Ho trovato una risposta quando ho letto della visione dei bambini a Fatima, a Francesco, Giacinta e Lucia, quando la Madonna ha fatto vedere in visione l'inferno. Ecco, pensate alla Madonna che madre, la miglior madre che possa esserci sulla terra, ha fatto vedere una visione terribile dei bambini. Ha fatto vedere delle persone che cadevano dentro le fiamme dell'inferno e fuori uscivano in forme orribili, con grida strazianti. Pensate cosa hanno visto questi bambini. Ebbene, la Madonna ha detto, vedete dove finiscono le anime dei poveri peccatori? Non c'è nessuno che si sacrifica per loro. Non c'è nessuno che si sacrifica per le anime dei poveri peccatori, che siamo tutti. Abbiamo tutti bisogno. Ma effettivamente noi dovremmo sentire il desiderio di aiutare le persone a salvarsi, a fare quello che è il nostro potere. La Madonna ci dice, fate digiuno. Fate digiuno, domani facciamo digiuno. Signore, aiutami a fare digiuno. Una signora mi ha scritto, Bruno, non ce l'ho fatta oggi a fare digiuno, stavo male. Certo, non è facile, richiede sacrificio, devi dare qualcosa di te di importante, no? Allora io gli ho detto così, non importa, non dobbiamo fare quello oltre le nostre possibilità, però è un dono da chiedere il digiuno, chiedete il dono del digiuno. E la mattina quando vi alzate, perché non è facile, sapete cosa faccio io? Quando mi verrebbe voglia di andare a mettere su la mocca del caffè col latte e mi ricordo mercoledì e venerdì oggi, lo faccio per amore tuo, Maria. Lo
faccio per amore tuo. Per amore. Padre Ioso ha detto, il digiuno è amore. Quando tu fai per amore le cose non pesano, non costano. Ma vi ricordate quando eravate innamorati del vostro sposo, della vostra sposa? Non c'era, ma si facevano pazzie per amore. Non costa niente. Ecco, fate digiuno per amore. Potrei raccontarvi tante cose, ma non voglio dilungarmi anche perché siamo andati già un po' oltre, ma voglio dirvi questo. Il digiuno ti apre gli occhi. Il digiuno ti apre gli occhi. Il digiuno ti dà una carica, una forza spirituale incredibile. Il digiuno ti fa vedere delle cose che prima non vedevi, ti rende sensibile alle cose materiali, ma soprattutto alle cose spirituali. Riesci a discernere tante cose che prima non capivi. Noi non capivamo che cosa significa essere liberi, solo quando ti hanno detto non puoi più uscire di casa, non sei più libero di andare dove vuoi tu. Capite? Noi ci rendiamo conto quando siamo privati delle cose, quando tu non hai il cibo, ti rendi conto quanto valeva quella briciola di pane che tu hai buttato via, o quel pezzo di pane, oppure quell'acqua che la sprecavi così. C'è gente che non ha niente da mangiare ogni giorno, c'è gente che non ha niente da bere ogni giorno, sapete? E noi buttiamo via quanto pane. Ecco, il digiuno ti apre, no? E ti apre il cuore sulle esigenze delle persone, degli altri, dei bisogni degli altri. Ma la cosa più bella del digiuno è che ti hanno sputato. Cos'è il mio piccolo digiuno in confronto a quello che hai sofferto tu per me? Ecco, mi fa capire che cosa Gesù ha fatto per me, il digiuno. Provate un giorno alla settimana, fatelo per amore di Maria. Se siete devoti di Maria, Maria, voglio offrirti questo mio regalo, il digiuno. Vedrete i miracoli nella vostra vita, vedrete i miracoli, siatene certi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, Ecco, un momento di raccoglimento prima di ricevere la benedizione eucaristica. Facciamo un canto a Gesù presente. T'adoriam, ostia divina, t'adoriam, ostia d'amor, tu degli angeli son Dio, tu dell'uomo sei l'onor, t'adoriam, ostia divina, t'adoriam, ostia d'amor. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù, Cristo, vero Dio e vero uomo,
benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paracleto, benedetto lo Spirito Santo Paracleto, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua santa e immacolata concezione, benedetta la sua santa e immacolata concezione, benedetta la sua gloriosa assunzione, benedetta la sua gloriosa assunzione, benedetto il nome di Maria Vergine e Madre, benedetto il nome di Maria Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, il suo castissimo sposo, benedetto San Giuseppe, il suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia sei lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Que celi pandis ostium, bella premunt Ostilia, Darum ufera auxilium, unit trinoque Domino, sit sempiterna gloria, qui vitam sine termino, nobis donet in patria. Amen. Gloria a te.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, prima di celebrare questa Eucaristia, in onore del nome santissimo di Maria, chiediamo perdono a Dio dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensiero, per mia colpa, e supplico fratelli e sorelle, di pregare. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Dio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, tu che togli i peccati del mondo, accogli le nostre suppliche, tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio morente sulla croce, ha voluto darci come nostra madre la Vergine Maria, eletta come sua madre. Concedi a noi che ci affidiamo alla sua protezione di sperimentare la forza e la dolcezza del suo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Siracide. Io come vite produco germogli di grazia e i miei fiori danno frutti di gloria e di rettitudine. Io sono la madre del bell'amore e del timore, della conoscenza e della santa speranza. In me è la grazia per ogni via e verità. In me ogni speranza di vita e virtù. Avvicinatevi tutti a me, voi che mi desiderate, e saziatevi dei miei frutti, poiché il mio insegnamento è più dolce del miele
e il possedermi è più dolce del favo di miele. Il mio ricordo durerà di generazione in generazione. Quanti si nutrono di me avranno ancora fame, e quanti da me si dissetano avranno ancora sete. Chi mi ascolta non sarà deluso, e chi compie le mie opere non peccherà. Chi mi rende onore avrà la vita eterna. Parola di Dio. Grazie a Dio. Ripetiamo, l'anima mia esulta nel mio Dio. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. L'anima mia esulta in Dio. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. L'anima mia esulta nel mio Dio. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia. L'anima mia esulta nel mio Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Com'è possibile? Non conosco uomo». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il 6° mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga in me quello che hai detto». E l'angelo partì da lei. Parola del Signore. Buongiorno intanto e benvenuti. Questo piccolo santuario di Santa Maria di Porcius,
Io mi chiamo Don Vittorino, sono il parroco di Racchiuso e anche il rettore di questo piccolo santuario. Desidero innanzitutto, grazie di essere venuti a vivere questo momento di grazia, questo momento di preghiera. Innanzitutto desidero darvi due notizie su questa piccola chiesa che è stata ingrandita nella navata dal parroco Don Amelio Pizzano all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Quello che è importante è l'abside qua dietro, è del 1500, ideata, realizzata da un architetto sloveno, Andrej da Skopje Loka. E lì nel battistero, ecco, lì è stata battezzata nel 1845 la piccola veggente Teresa d'Us. Ancora notizia, ecco questo quadro a mia destra, alla fine della messa, se volete, ecco, merita di essere visto perché è un documento storico che ricorda la grazia che la Madonna ha fatto agli abitanti di Porcius nel 1855, proprio nell'anno delle apparizioni. Quell'anno 1855 resterà impresso in tutta Europa perché c'è stato un terribile colera che ha ucciso ben 20 milioni di persone in tutta Europa. Anche qui nel piccolo paese di Porcius, nel giro di 3 mesi, giugno, luglio, agosto, sono morte 15 persone, per cui anche il parroco. La gente, come dappertutto, anche sull'invito dell'arcivescovo di quel tempo, pregato la Madonna, il Signore, la Madonna, almeno qui a Porcius, alla vigilia della seconda apparizione il colera è cessato. Per questo che la gente ha riconosciuto in questo un intervento della Madonna e quindi ha commissionato a un pittore friulano, ecco, di fare questo bel quadro dal titolo Salus Infirmorum, salute degli infermi. Sulla destra c'è un gruppetto di uomini dove emerge un signore che deve essere il fratello maggiore della veggente e sulla sinistra un gruppetto di ragazze dove emerge una figura di una bambina ragazza che dovrebbe essere lei, la Teresa d'Us. Ecco, detto queste piccole notizie sulla questa piccola chiesa santuario, ecco, ormai questa chiesa sta diventando piano piano un luogo di devozione mariana. Perché? Perché qui a Porcius sono avvenute 3 apparizioni della Madonna. Una dove è attualmente la cappella, che non c'era a quel tempo. Lì è avvenuta la prima apparizione. 31 anni dopo la gente ha costruito quella cappella. Le altre 2 apparizioni sono avvenute qui in questa chiesa, dietro l'altare. Lì, come abitudine, al termine della messa si fa una piccola processione, chi desidera spontaneamente, ecco, e andando dietro i nostri piedi posano lì, dove anche la Madonna li ha posati. Troverete un buco, ma quello non c'entra niente con le apparizioni, l'ha fatto anni fa la gente per mettere un po' gli oggetti di pulizia della chiesa. Ecco, noi l'abbiamo giustamente trasformato in un luogo di preghiera, con quella bella croce che ricorda, ecco, un fatto unico si può dire in queste apparizioni. La Madonna nella terza apparizione ha lasciato impresso sul carpo della mano destra della veggente una crocetta lunga 3 centimetri, che è rimasta impressa e visibile fino alla sua morte. Lei aveva 10 anni quando ha avuto le apparizioni, l'anno dopo è stata portata a Udine, ecco, nel luogo dove viveva il futuro San Luigi Scrosoppi, che dedicava con il fratello Don Carlo Tagliaferro, ecco, il loro tempo a soccorso delle bambine sole, abbandonate, povere. Lì è stata portata la Teresa d'Us, ecco, e rimarrà fino a 25 anni.
morirà a 25 anni, ma morirà da suora della congregazione nuova che San Luigi Scrosotti aveva fondato qualche anno prima. Ecco, queste 3 apparizioni, il cui messaggio fondamentale è quello della Madonna che è apparsa alla Salette 10 anni prima. Santificare le feste, rispettare il nome santo di Dio. Non bestemmiare, sì, detto in altro modo. Ecco, sono i 2 comandamenti di Mosè, tutto sommato, no? Che poi sono più che attuali, vero, anche ai nostri giorni. Questo è un po' il messaggio. Le apparizioni, per vari motivi che non sto a dire, vero, sono rimaste nel ricordo della gente e anche negli archivi delle suore della Madonna, della Provvidenza. Fino al 1992, quando un sacerdote di Trieste, Don Carlo Gamperoni, amante di queste cappelle campestri, l'ha riscoperta. Ha riscoperto le 3 apparizioni e da sono già 30 anni che ha studiato, ha scritto, e io penso che in questi 30 anni qui siano venuti 500.000 di persone in pellegrinaggio, in 30 anni. Non è come Medjugorje, non è come Fatima, però capite, dire una cifra del genere fa capire che piano piano questo santuario si fa conoscere nella sua semplicità e anche difficoltà a venire su con quella strada e c'è un bel sacrificio a venire su, vero? Pensate che quella strada però è stata fatta, terra battuta, nel 1964. Qui si veniva su soltanto attraverso dei troi e camminate e basta. Ecco, piano piano. È importante che diventi uno dei tanti santuari dove la Madonna, ecco, si fa sentire. Ecco, dove la gente, volendo, nel silenzio, nella semplicità, può vivere questi momenti di pace, come noi oggi in questo momento. Lasciatemi dire un'ultima cosa che ha la sua caratteristica. Cioè, 15 anni fa abbiamo scoperto un diario di un signore che è quello che ha costruito anche la cappella, un certo Giovanni Grimo. 70 paginette, dove parla delle 3 apparizioni. E dice però che la Madonna ha parlato non in italiano, ma in un dialetto sloveno. Perché dovete capire che tutti questi paesi sono al confine con la Slovenia. La Slovenia è a 3-4 chilometri. Quindi come Maria Fatima ha parlato un dialetto portoghese, come Maria Lourdes ha parlato in un dialetto pirenaico, e credo che anche Medjugorje abbia parlato nel dialetto tipico dei veggenti. Così si è espressa con la piccola Teresa d'Ors con quel linguaggio, il famoso Ponaše, ecco, dialetto sloveno, ecco, che la gente parlava qui in questo paesino. Sta di fatto che noi, quando abbiamo fatto sapere questo a degli amici, e grazie anche a un sacerdote italo-sloveno, ecco, sta di fatto che in 15 anni io calcolo che siano venuti a concelebrare in vari momenti più di 200 sacerdoti sloveni, 2-3 vescovi e anche il cardinale sloveno Frank Rode. E vediamo che c'è più sviluppo in loro che in noi italiani nel venire, lo considerano ormai uno dei loro santuari mariani. La prova, non sabato 2, che per i sloveni è stata la giornata anniversario delle apparizioni, qui c'era a celebrare Monsignor Visiak, vescovo di Capodistria, 13 sacerdoti sloveni e ben quello che ci ha meravigliato, ben 500 pellegrini sloveni.
sostenuti da tutta la Slovenia, a piedi, in bicicletta, macchine. Qui in corriere ancora non arrivano, se non quelle di 30 posti, nient'altro. Ecco, per dire che se Dio vuole, se la Madonna vuole, anche questo piccolo santuario può avere la sua importanza, non come i grandi santuari, ecco, nella sua umiltà, essere il luogo dove la gente può venire ogni tanto a pregare la Madonna e il Signore. Ecco perché sappiate, fino a ottobre, ecco, io dico messa ogni sabato alle 11 nella cappellina e ogni domenica alle 9 in chiesa. Sì, semplici cose, ma Signore, come ha detto la Madonna, ecco, guarda l'umiltà della sua ancella e noi ci uniamo ai grandissimi numeri e fa piacere che tanta gente frequenti Fatima, Lourdes, Medjugorje, fa più che piacere. Anche noi nel nostro piccolo è un luogo dove Maria viene amata, venerata con il suo figlio Gesù. Ecco, scusate se io ho fatto perdere tempo. Prima, sì, preghiere di fedeli. No, credo. Rivolgiamo al Signore la nostra preghiera, la preghiera dei fedeli. Dio Padre ha guardato l'umiltà di Maria, la benedetta tra tutte le donne. Lo supplichiamo per intercessione di colei che le generazioni chiameranno beata. Diciamo insieme, comune della Beata Vergine Maria. No, benedici il tuo popolo, Signore. Scusate. Per la Chiesa diffusa nel mondo, accolga in sé come la Vergine Maria la parola di salvezza e generi a vita nuova quelli che Dio ha chiamato. Preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Per tutti i credenti in Cristo, Maria li aiuti, come agli inizi della Chiesa, a formare un cuore solo e un'anima sola. Preghiamo. Per tutti i consacrati, vivano la loro chiamata con la stessa dedizione con cui Maria si offrì al servizio del Signore. Preghiamo. Per la famiglia umana, incamminata sulla via della giustizia e della pace, siano abbattuti i progetti dei superbi, innalzati gli umili e colmati di beni gli affamati. Preghiamo. Per noi qui presenti, lo Spirito ci aiuti a confidare a sé della parola di a progredire nel Poniamo presenti a Gesù, tramite Maria, le proprie necessità, i propri bisogni, le proprie richieste. Potete farlo anche a voce alta, tanto sono sicuro che è il nostro cuore tra noi e la Madonna. Dio Onnipotente, nella tua misericordia grandi cose compi ancora per noi. Aiutaci a riconoscere come Maria la tua azione potente nella storia e a magnificare in eterno il suo santo nome. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio.
Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. E la Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e tutta la sua santa Chiesa. Accogli i nostri doni, Padre, e fa che sull'esempio della Beata Vergine Maria, illuminati dal suo Spirito, aderiamo con tutta l'anima a Cristo tuo Figlio, così da vivere per Lui e a Lui piacere. Vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito alti i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e salvezza. Rendere grazie sempre ogni luogo per Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Nel suo amore è tutta la nostra speranza, nel suo nome è tutta la nostra salvezza. Davanti a Lui si piega ogni ginocchio in cielo, in terra e sottoterra. Nella tua provvidenza hai voluto che risuoni sulla bocca dei fedeli anche il nome di Maria. Il popolo cristiano guarda a lei come fulgida stella, la invoca come madre e nei pericoli ricorre a lei come a sicuro rifugio. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo del Santo di Gesù Cristo nostro Signore. Egli offrendo severamente le seduzioni, prese il pane e grazie allo Spirito, lo diede ai suoi discepoli e disse prendete, mangiate questo verbo del corpo, offerto in sacrificio per me.
nello stesso modo prese il calice delle grazie, diede i suoi servi. Prendete e bevetevi tutti questo calice del mio sangue, della nuova e eterna alleanza, versata per voi e tutti, e remissione di peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. E ti vediamo grazie per aver realmente la tua presenza con noi, di servizio sacerdotale. Ti preghiamo per la comunione accordia al sangue di Cristo, lo Spirito Santo che illuminisca il tuo cuore. Ricorda il Padre del tuo Spirito, che tutta la terra renda perfetta nell'amore, in unione con il tuo Padre del cielo, il nostro Re Controllore, tutte l'ordine sacerdotale del mondo. Ricorda i nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, anche in Cristo e di tutti i mondi che si affidano alla tua figlia. Permettili a vedere la luce del tuo nome. Di noi tutti gli atti di misericordia, dolci di aver fatto la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe Spostore, con i nostri santi padroni, San Giovanni, Santa Lucia, tutti i santi, presenti e in Gesù Cristo di Dio, canteremo. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre, nel guidare lo Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi e con il tuo spirito. Scambiatevi un gesto sincero di pace. Agnello
Beati noi che siamo invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno della tua vegna, ma di soltanto una parola e io sarò.
prima della benedizione finale, lasciatemi, è doveroso da parte mia, ringraziare Don Vittorino innanzitutto, che ci ha concesso, ecco, che ci ha aperto le porte di questo santuario. E ringraziare naturalmente l'amico Bruno, che condivido quello che ha detto, non solo al 100%, ma al 200%. Pertanto, ecco, e ringraziare anche tutti voi. Avevo fatto una scommessa con un mio amico ieri sera, mentre eravamo a bere un taglietto e a fare una partita di briscola, no? Sì, un diacono può fare anche questo, è inutile che mi guardi, no? Sì, no, dico, è già tanto se vengono 2 o 3 persone, ti ricordi Franco cosa abbiamo detto? È stata la moltiplicazione del posto dei pani, la Madonna ha moltiplicato voi. Grazie a voi per la vostra partecipazione e la vostra presenza. E allora dico, di solito io dico che per caso non esiste niente, non esiste il per caso per me. Tutto, diceva Padre Pio, tutto è prova, tutto è sacrificio, tutto è provvidenza. E la provvidenza ci ha riuniti qua nella giornata in cui ricordiamo il santo nome della Madonna, ci ha riuniti qua per il rosario meditato e per la Santa Messa. Io non voglio tirare le orecchie a Don Vittorino, per l'amor di Dio, ma il terzo messaggio che la Madonna ha portato ha detto: recitate bene e ogni giorno il Santo Rosario, quello che abbiamo fatto noi oggi e con la Messa, che è la cosa principale, la cosa più importante. Sono i 2 vincoli di amore, il Rosario e la Messa, che ci uniscono alla Madonna. E allora le sole cose che ci sono rimaste, come diceva bene, ecco, l'amico Bruno, a cui aggrapparci per uscire dal progressivo decadimento della fede sotto gli occhi di tutti, degli effetti deleteri che questo comporta, cioè l'allontanarsi dal rosario e dalla messa. Io, ecco, chiudo qua i miei 4 o 5 anni di servizio qua a Porzus e non chiedevo altro che chiudere con questa bella cerimonia. Sia lodato Gesù Cristo. Preghiamo. Signore, sia glorificato con la parola il pane della vita, fa che sotto la guida e il patrocinio di Maria, quanti si gloriano del nome cristiano, confermino con tutta la loro vita le rinunce e le scelte del battesimo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore è con il tuo spirito. Prima della benedizione una preghiera approvata dal nostro arcivescovo, che viene recitata ogni domenica al termine della Santa Messa alla Madonna della Salute. O Vergine Santa, tu apparisti alla piccola Teresa d'Us in un anno che ha conosciuto un terribile morbo, il colera, che ha ucciso milioni di figli tuoi in tutta l'Europa. Anche gli abitanti del piccolo paese di Porcius hanno pianto la morte di alcuni loro parenti, amici, compaesani, invocando la tua materna intercessione. Tu li hai ascoltati, liberandoli da quel terribile male, ed essi riconoscenti ti hanno invocata, Madre amorevole. Come segno delle loro perenne grazie, ci hanno lasciato questa tua dolce immagine, chiamandoti Salus Infirmorum. Anche noi, guardando il dolce tuo volto e quello del tuo amatissimo Figlio, nostro Signore, ti chiediamo con fiducia e con speranza,
Liberaci dai tanti mali morali e spirituali che insidiano la nostra fede in Dio, ma proteggici anche dai tanti mali fisici, dalle tante malattie, dal coronavirus che minacciano la nostra vita e quella dei nostri familiari e delle nostre comunità. Donaci la tua filiale confidenza del Padre, sì da poter dire sempre come te, si compie in noi, Signore, la tua salvezza. E lei che l'intercessione della Madonna della salute ci benedica Dio di potente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie a Dio. E chiudiamo questa giornata con un canto alla Madonna. Durante il canto, come Dio sono della vita, chi vuole fare il mio stesso gesto, vado dietro l'altare. Lì dove noi metteremo i nostri piedi, lì ovviamente. Non è mia abitudine durante la messa fare un battimano, ma oggi è doveroso a Elena che ha cantato e al maestro Raiani. È aperto solo in quella casa bianca che vedete la possibilità di bere un caffè e di andare ai bagni di chi ha necessità. Saludio
di ogni grazie, conversibile il Signore. L'operai divine mari, che nell'uno dei conguar, e come che sigui vite, e tanto celeste muar, e come che sigui vite, e tanto celeste muar. O tradutis benedette dall'Eterno e sommo benedetto che il vos amavi dal Cristi vostri sei. L'operai divine mari, che Gesù nos dei conquar, e come che sigui vite, e tanto beneste muar, e come che sigui vite, e tanto beneste muar.